Autovelox attivi, ma non a norma. Sono puntati sulle strade italiane, ma in queste ore sono finiti nell'occhio del ciclone di un'inchiesta partita dalla Procura di Cosenza. È scattato il sequestro degli Autovelox TX-Speed V2.0, esattamente il modello che sarebbe installato anche a Vicenza, in via Aldo Moro. 2 dispositivi, uno per ogni senso di marcia. Al momento però tutto tace. Gli Autovelox di via Aldo Moro sono ancora funzionanti, tarati sui 90 km/h, che è il limite massimo consentito in quel tratto di strada extraurbana che passa davanti alla caserma Ederle e al carcere San Pio X. Non ci sono conferme né smentite sul coinvolgimento di questi 2 impianti, ma qualcosa potrebbe succedere nelle prossime ore. In ogni caso, il provvedimento di disattivazione degli Autovelox non è arrivato al momento al comune di Vicenza. Sono dislocati in tutta Italia gli occhi elettronici TX-Speed V2.0, considerati non legittimi e finiti nel mirino dell'inchiesta di Cosenza. In Veneto, oltre che a Vicenza, gli stessi dispositivi sono anche a Venezia. Gli accertamenti effettuati, secondo quanto emergerebbe, avrebbero consentito di appurare la mancata omologazione e l'assenza del prototipo del sistema di rilevamento, elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate dagli occhi elettronici. Il caso, esploso in pieno esodo estivo, potrebbe ora portare, a effetto domino, alla contestazione delle multe elevate dagli Autovelox non a norma. A Vicenza dunque comune e automobilisti restano in attesa. Gli occhi elettronici di via Aldo Moro a oggi sono gli unici in città e sono ancora lì.